5 settembre 1919, 5 settembre 2019. 100 anni fa, in questa casa in via Legione Antonini a Vicenza, nasceva Romeo Menti, ex campione del Torino, del Vicenza, della Fiorentina e della nazionale italiana, scomparso prematuramente nella strage di Superga il 4 maggio del 49. A ricordare la sua nascita si sono ritrovati proprio in via Legione Antonini ex giocatori, tifosi e amici. Quello alle nostre spalle è il caffè, quello che era il caffè Menti, che è stato un esercizio che prima come osteria poi come caffè per 50 anni ha gestito la famiglia Menti. 5 fratelli, 3 avviati sulla strada del calcio, Romeo e Umberto, quegli arcinoti, e poi 2 sorelle, Giulia e Ina. E qui, sempre in questa via che delimitava la fine dell'allora Vicenza, che i giovani Menti giocavano a calcio. Qui sorgeva il primo stadio, poi sostituito nel 1935. Qui giocavano a calcio lui coi fratelli coetanei e poi alla fine degli allenamenti della prima squadra andavano a giocare nel campo dei grandi e hanno cominciato così. C'è tanta storia da raccontare, comunque il papà ha sempre avuto nel cuore questo ragazzo, perché poi è morto giovanissimo, e poi questo legame con Berto Menti, che è stato un grande allenatore del Vicenza per parecchi anni. Romeo Menti, prodotto del vivaio biancorosso, a tutt'oggi detiene il primato di giocatore più giovane ad esordire in prima squadra. Era l'8 settembre del 1935 e Romeo aveva solo 16 anni e 3 giorni. Questo di ricordare i 100 anni della nascita di Romeo Menti è un'iniziativa culturalmente apprezzabile, storicamente validissima, e sono fiero che questo sodalizio, al quale con orgoglio appartengo, quello degli ex biancorossi appunto, ne sia l'autrice e la firmi sostanzialmente. A Romeo Menti, oltre allo stadio di Vicenza, sono dedicati altri 3 stadi a Castellammare di Stabia, Montichiari e Anereto. Tra i record di Romeo Menti c'è anche quello di aver segnato l'ultimo gol del Grande Torino contro il Benfica, il giorno prima della tragedia.